Bonjour à tous, nous sommes toujours à Saint-Joseph, le quartier Bastiais dans les Campacuis sur RCFM. Troisième étape, à la rencontre d'une de ses habitantes, Evelyne Mari. RCFM e Campacuì. Sono nata a Becqui, mi sono maritata a Becqui, vivo a Becqui e spero morire qui, in Saint-Dizier. Saint-Dizier è il mio paese, siamo Illa, e ad una casa qui a Saint-Dizier, ho 18 rue Colonnella, ad una visto che non più mai più che perché tu non che a mi via, conosco tutto il mondo e a me mi piace la vita e mi piace niente e fa un bel a girare di me. E mi ricordo quando giravo nei baracconi a Saint-Dizier a Piazza Dè e a Figradiola, andavamo tutti l'estate, tutti i giorni. Io che facevamo, si amusavamo. Allora i primi anni di per Saint-Dizier o 19 a marzo, dopo facevamo i merendelli, dopo per il printemps culavamo a San Rocco, culavamo per a Scala Santa e per i Filippini. Eravamo tante amiche, senza ripensare che sola e a strafare. Che mostra con i miei amici, anche l'uomo, con i nostri copain che diciamo. E i copain potevamo passare con tutta la notte insieme a ridere, senza ripensare, mica veglie, mica fumare, parlavamo di voli, parlavamo di tutto, eravamo amoresimoli così. E i miei amici intimi, Francine e Assunta, posso mica scordare i miei amici, tanti cari. Io tengo cari i miei amici, ma lei mi danno caro. Allora, Saint-Dizier dirà di più come avanti, Saint-Dizier di per, oggi torna alla confrérie, ma c'è sempre qualcosa sotto scala, diremo, perché gli enti bene si rigogliano, facciano il rosario, facciamo chapelle che dicono rosario, facciamo abbastanza messe per avanti e a sera stesso facciamo una grande festa, mandiamo tutti insieme, facciamo belle affari per Saint-Dizier e gli enti si preparano i panzarotti, la tradizione sono i cannelloni, i zuzzabrette, i panzarotti, il fiatò. Ma sono tutte vecchie, parecchi stranieri che non fanno mica questo affare, perché conoscono mica tradizione, ma di tempi eravamo sempre a porta aperta, sempre. Io facevo sempre i panzarotti, tutte le amiche di mio marito, tutti. Anche per sì, non abbiamo mica, vedevano a porta a finestra aperta, e andiamo dei batti a mangiare, andiamo qui, andiamo qua là. A fare simuli, a fare d'altro mondo, ma ora si perde tutto. Et demain, pour notre quatrième étape, in Saint-Dizier-en-Bastille, nous irons à la rencontre d'un menuisier, un jeune artisan installé depuis plusieurs années ici, dans son quartier de Saint-Joseph. Il s'agit de François-Louis Carbogne à Doumane. RCFM e Campacuì.